Dietro le quinte, qui al Palazzetto dello Sport di Porto Tolle con Luca Ward, attore, grande doppiatore. Questo è uno spettacolo divertente ma anche intimo. E quindi cosa si deve aspettare il pubblico di Porto Tolle da questa serata? No, non è un monologo, anche perché ho sempre pensato che i monologhi dopo un po', come si dice, scocciano, per non dire qualche altra cosa. No, è un viaggio attraverso tutta una serie di aneddoti, di storie, di racconti, del backstage, del dietro le quinte, quello che il pubblico non sa, non conosce. E poi c'è l'interazione con il pubblico, che è quella che a me piace di più, cioè il pubblico, io la quarta parete la abbatto, la quarta parete è quella dove praticamente c'è la platea, quindi l'umanità, e il pubblico, naturalmente su forma volontaria, sale sul palco con me a fare vari esercizi di stile, che possono essere tante cose. Gli faccio doppiare anche per esempio i grandi film, gli faccio mettere la propria voce su che ne so, Via col vento, 007, eccetera. È molto divertente. Il pubblico lo apprezza molto, abbiamo già fatto tante date ed è stato sempre molto bello questo abbattere, no? Il solito attore che sta sul palco in alto, no, stiamo insieme, è come se fosse una cosa tipo vi invito a casa mia e vi racconto una storia e poi giochiamo insieme. Ecco, potrebbe essere anche proiettato anche per una cosa televisiva? O è proprio nato solo per teatro, solo per un happening teatrale? Allora no, questo potrebbe andare anche magari in televisione, ma in diretta, non potrebbe essere registrato. In diretta sì, perché succedono delle cose in diretta a volte che sono straordinarie e quindi se fosse registrato no. E c'è questo progetto? No, non c'è. No, assolutamente. Io per adesso faccio i teatri, ho scelto di fare la provincia, è stata proprio una scelta voluta da me, perché io con i grandi musical del Sistina da 20 anni vado in tutte le grandi città. Le piccole città, i piccoli centri non li possiamo fare perché non ci sono i teatri giusti, invece per il mio spettacolo sì. E quindi mi fa piacere andare laddove non sono mai andato. Porto la mia avventura in posti dove altrimenti sì, la gente mi vede in televisione, però un conto vederlo in televisione è un artista, un conto è conoscerlo live sul palco e si mette a nudo e questa è una cosa anche divertente per il pubblico. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, sempre leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Al mio segnale